Si torna sulle strade di casa, diciamo, però la più bella novità secondo me è che finalmente dovremo passare sulla riva di San Vigilio. Sarà uno strappo che ha punti anche oltre il 20% e a 1 chilometro dall'arrivo sicuramente farà selezione. Si farà 2 volte, una all'inizio e una alla fine dell'ultimo giro, proprio per allungare decisamente se saranno rimasti in gruppo. Anche se prima ci sarà la salita del combine, non penso che, visto che sono i corridori che fanno la corsa, che faranno una gara dura, perché altrimenti arriveranno pochissimi corridori. L'importante è che sia bel tempo e quindi tutti possano dare il meglio di loro. Io che apprezzo molto la storia del ciclismo, che sono considerato lo storico in Rai per quel che riguarda il passato celebre, illustre, leggendario di questo sport, mi fa molto piacere, è un tuffo veramente nel ciclismo più puro, più passionale, no? Che c'è in queste terre e che è difficile trovarlo in tante altre terre nostrane, quindi io vengo sempre volentieri, accetto l'invito degli organizzatori a venire a presentare il trofeo Piva, perché è veramente una classica antica dove hanno mosso i primi passi personaggi che poi abbiamo visto fra i professionisti. Oggi il ciclismo veramente, hai detto bene, è globalizzato. Parlavamo prima, qui ci sono degli antichi campioni, c'è Guido De Rosso, ho visto Tommaso De Pra, personaggi che negli anni 60 erano all'avanguardia. De Rosso è stato campione d'Italia, terzo in Giro d'Italia, Tom De Pra ha messo la maglia gialla al Tour, però era un ciclismo allora in cui era più facile emergere perché avevi 4 nazioni contro. Francesi, belgi, qualche olandese, qualche svizzero, un paio di spagnoli, ma finiva lì. Adesso invece veramente è uno sport globalizzato. Una gara che edizione dopo edizione assume sempre una maggiore importanza, un maggiore interesse da parte degli atleti che saranno chiamati a contendersi il successo, ed una manifestazione che normalmente per chi è protagonista riesce ad aprire le porte poi per il successivo passaggio al professionismo. Hai citato e riportato come esempio questa manifestazione di come sia appunto un riferimento per la capacità che gli organizzatori hanno di coniugare sport e territorio e promozione del territorio, e direi insomma che è un po' una costante ormai che ogni anno ci ripetiamo, ma è la pura realtà. Direi che questa manifestazione è diventata senza dubbio ormai un riferimento importante per qualsiasi soggetto voglia cimentarsi in un'organizzazione ciclistica.